Grazie Nicole, allora andiamo in cronaca per la terza corsa dal Savio di Cesena e la prova Gentleman di serata. Una 5-6 anni in cui la favorita è il numero 2 di Briscola Matley. 1 Allegro La Sol, 2 Briscola Matley, 3 Big Simo, 4 Butterfly Horse, 5 Brian Thor, 6 Beethoven Griffin. Seconda fila 7 Azalea Jet, 8 Biancaneve SM, 9 Batman Griff. Con molta calma Biancaneve SM che decide di regalare un po' di metri pur di provare a partire. E la macchina li lascia con l'errore di Allegro La Sol e la velocità di Butterfly Horse che va a condurre, sbaglia anche Big Simo, cerca di andare in seconda posizione allo steccato Beethoven Griff e ci riesce, andando avanti così a Briscola Matley. Poi ancora Brian Thor che agisce per linee esterne mentre galoppa anche la favorita Briscola Matley. E così Butterfly Horse è in vantaggio dopo 200 metri in 14,5 e la favorita della corsa è out, mentre Biancaneve SM si sta ricongiungendo con il gruppetto dei superstiti. Sicuramente le rotture le hanno dato una mano dal punto di vista del traffico. I primi 400 metri in 30 spaccato, con Butterfly Horse che guida nei confronti di Beethoven Griff, di fuori Brian Thor, mentre va a fare la seconda pariglia esterna ora Biancaneve SM, quando i primi 600 metri di corsa si completano in 45,6. Butterfly in vantaggio, Beethoven nella sua scia, di fuori Brian in seconda pariglia Biancaneve, poi ancora allo steccato Batman Griff che precede Azalea Jet che sposta all'esterno per andare a fare la terza pariglia. 1 minuto e 6 decimi, il ritmo è svelto, quello imposto in vantaggio da Butterfly Horse che cerca di tenere a distanza debita Brian Thor, il quale però persevera nell'offensiva e va ad apparigliare la rivale al chilometro in 1:15,7. Beethoven Griff che segue le mosse dei due da molto vicino, mentre stentano per il momento gli altri quando siamo a 400 metri dalla conclusione. La dritta di là con Brian Thor che sferra un altro severo attacco a Butterfly Horse, la quale per il momento replica. C'è stato un 14,2 di là, 29,3 il terzo quarto, è in vantaggio Butterfly Horse. Brian Thor che prova a non darsi per vinto al largo, Beethoven Griff in attesa spasmodica dell'open stretch, la retta d'arrivo con Butterfly in vantaggio, Brian che prova a tornare, Beethoven che si infila di dentro, Butterfly che si difende alla corda, va di dentro Beethoven Griff in open stretch, Beethoven Griff e Massimo De Luca che portano a casa la vittoria. Al secondo posto dovrebbe essere Brian Thor che sul palo ha ragione nella propria privata lotta con Butterfly Horse. 1:59,5 sul mio cronometro. Beethoven Griff, Massimo De Luca per Nicola Salacone, i colori del signor Pietro Bellardi. La vittoria da secondo in corda in open stretch, la corsia interna che favorisce il numero 6 di Beethoven Griff che ritorna alla vittoria. La 22esima vittoria in carriera nel 50esimo tentativo. Media vittoria altissima per il figlio di Libeccio Griff che in coppia con Massimo De Luca vengono a vincere la Gentleman di serata. Nicola, la linea torna a te.